Prima l'ira dell'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, adesso l'interrogazione del deputato Luca De Carlo. È diventato un vero e proprio caso politico il boicottaggio di alcuni studenti e insegnanti del liceo Marco Polo nei confronti dell'incontro promosso dalla dirigenza con due rappresentanti della Marina Militare e della Guardia di Finanza. Sullo sfondo le celebrazioni del 4 novembre, giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. Boicottaggio motivato con il totale ripudio della guerra. Apriti cielo, per il deputato si tratta di un oltraggio alle forze dell'ordine e al loro lavoro quotidiano. Da qui l'interrogazione depositata nelle ultime ore e che presto arriverà sul tavolo del ministro Lorenzo Fioramonti. È un atto assolutamente, non c'entra nulla con l'antimilitarismo, è semplicemente qualcosa contro questa patria, contro questa nazione e soprattutto contro i servitori di questa nazione. Non accettare o boicottare in maniera veramente subdola l'intervento di due esponenti delle forze armate è stato qualcosa veramente di deplorabile e che va sicuramente condannato. Nell'interrogazione si chiede al Ministero di promuovere, se necessario, un'ispezione e prendere delle contromisure, anche esemplari. Io ho presentato un'interrogazione al Ministro Fioramonti per capire se ci siano gli estremi per una punizione veramente chiara nei confronti di chi si è macchiato di questo gravissimo atto.